Buona cena a tutti dal Re dello Zenzero, buona cena. Siccome sono solo, ho pensato bene per mangiare in cena con gli amici. Sto mangiando i polpette con sugo, buonissimi, fatti da mia moglie. Me l'ha lasciate, mia moglie si trova a Riesi, da mia nipote Margherita. Con l'occasione la salutiamo. Ciao Vincenzo, Vincenzo, buon pomeriggio dal Re dello Zen, buon pomeriggio, buona serata, buona cena. Scusate che scusate che c'è un'amica, un momento che aggiungiamo. Sto mangiando le porpette fatte da mia moglie, porpette siciliane, bellissime. Buonasera, ciao Giovanna, buona serata, come va? Buon appetito, bene. Tu? Come va? A Bene, posto? tu? A posto, tutto a Sì, posto. stai mangiando? Sì, sto mangiando le porpette, siccome mia moglie non c'è, mi ha lasciato la cena qua e mi sto mangiando le porpette, polpette siciliane, doc. Vai bene. Sì, com'è, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Io ho fatto delle magliette. Io ho Come visto li che voglio tu mi anche segui. io. Da dove sei, Giovanna? E qua di Messina, da parte di Salisce, Sicilia. Io pure da Sicilia, signor di Enna, di Villarosa, città dello Zenzero. E Tu io sei... questo, io stasera me la sono presa con la tisana. Ah, te Zenzero l'hai presa la limone. tisana, te l'hai presa la tisana. Sì, io ora tutti i giorni la prendo. Come stai? Tutto a posto? Ti piace? Sì, sì, mi piace. Ma come la Anche fai? che sono diabetico. Ci metti il miele pure, zenzero, lo zenzero, limone e miele. Il miele ce lo metti pure un po' di miele. O te la bevi senza il miele? No, no, sempre me, perché come sono diabetica, mi contesto semplice. Allora deve stare attento con la diabete, però deve prendere la Dauro. E appunto è meglio di non mettere molto zucchero. Allora, lo zenzero, devi stare attento con lo zenzero. Scusate che parlo con Giovanni, ora salutiamo che ci sono tanti amici. Allora, se tu sei diabetica, però non devi abusare dello zenzero, devi mettere, ti devi bere la tisana di Addauro, che abbassa pure il diabete, capito? Ho capito. Capito? Non devi abusare. Soffri di pressione alta? No, basta. Ah, normale, però tu lo devi prendere, tanto consigliati con il dottore prima, capito? Consigliati con il dottore, capito? Giovanna, stai attento, prima Sì, lo sì, dici ho al capito. dottore, la posso bere la tisana di zenzero base che c'hai il diabete, no? Capito cosa ti voglio dire? Di stare attenta. Vabbè, Oh. io devo dimagrire, appunto, non dimagrisco perché poi soffro del polmone Allora, pure, perché, anche per i Giovanna, reni. Giovanna, allora, Eh, tu per dimagrire, lo zenzero è buono che ti fa digerire, è bene che ti fa digerire. sì. Allora, io ho una dieta, quella ora te la mando in privato. La fai vedere al tuo Eh, dottore, se che sicuramente fa bene, perché essendo che hai il diabete, deve stare attenta, capito? Se va bene sì, sì, la usi e fai quella dieta che ti mando, capito? sì, ho capito. Perché tante persone che ci sono che mi hanno detto delle tue condizioni effettivamente che hanno il diabete, però l'hanno usato, che il dottore ci ha dato l'ok e è andato bene, addirittura hanno perso pure peso, capito? Ha dimagrito. Però mangiando regolare, mangiando pulite, Sì. mangiando insomma dolci, che stai che tu non mangiare più. E appunto, questo sì, certo. Capito com'è? Allora, quello che ti voglio dire è di stare pure attento. Ora, per quanto riguarda le magliette, più sani siamo, più Sì. meno paghiamo. Capito com'è? Ora Oh, vediamo ma io ho detto sempre, che siccome ho cosa. due figli qua donne,
Sì. Però non sapete se mi può dare pure di più, io basta che so quanto è una maglietta a pagare e quanto vengono in totale, quanto ne voglio. No, ora vediamo, allora, intanto mi devi dare la misura, mi devi dare la misura, dopodiché, però in privato, mi date le misure in privato, dopo più assai né, più meno ne costano, capito? Più meno costano. Vabbè, Questo, allora la misura io ti metto nel privato. in privato, capito? Capito Giovanni? Vabbè, Ok, per tranquilla, vedere con quante le mie dirette tra ti le misure. rilassano. Ciao Michele, Michele Spicusa, salutiamo a tutti che sto parlando con Giovanna. Giovanna è una fan di Messina. Salutiamo Giovanna. Salutiamo Ciao. tutta Messina, Gioè Jaino, ciao. Capito Giovanna? Ora hai Sì, sì, mangiato? ok. Io sì, sì, no, solo la tisana e basta, solamente la tisana. No, e Perché devi oggi ho mangiare. mangiato un po' di pasta. Allora, la tisana, allora, tu devi mangiare regolarmente poletta. Dopo 2 ore ti bevi la tisana, non è che ti bevi solo la tisana e dimagrisci. Giovanna. No, perché io poi la sera non posso mangiare molto, perché ora io devo mettere l'ossigeno, perché io ho Ah, bisogno pure l'ossigeno. dell'ossigeno. Ah, deve mettere l'ossigeno. Vabbè, deve stare attenta perché, insomma, deve stare allora attenta, capito? Ok. Io ci provo, poi ogni tanto mi peso, sto facendo troppi controlli. Sì, 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 ho capito. E tra che soffro dell'anemia, ora mi sono, perché non mi potevo anche alzarmi dal letto. Mi Addirittura. sentivo una cosa, faccio due Ciao passi e non posso Raimondo, camminare. Infantino e Forza Milan. E aumento del peso perché non ce la faccio, perché non Sì. posso camminare per l'anemia Allora, per le scale. Non ci posso. Giovanni, tu devi stare tranquilla, rilassata, insomma, devi adeguare. Io non sono un dottore, sono uno che fa le dirette, ho detto che la tisana fa bene, però dobbiamo stare attenti, fare controllare sempre e dirlo al dottore personalizzato, capito? Di stare Sì, attenti, sì, capito? vabbè. Base che tu Posso hai, dire per anche esempio, un quello po' di delle rene. diabete, un po' diciamo che metti l'ossigeno, devi stare attenta, capito? Perché non fa male lo zenzero, va, non fa male, però devi stare attenta, c'ha a dire al dottore. Vabbè, non è una tazza al giorno, non di più, però qualcosa uno lo può fare. Certo, certo, non abusare è buono, non abusare, capito? Non abusare, capito? Questo io ti voglio dire, ciao Vincenzo, ciao, ci abbiamo tanti amici, Gaetano Balsamo, Giovanna, consulta con il mio, capito? Ti dicono per le persone consultati con il medico. Di Stefano, ciao Patrizio, sempre Forza Milan, sempre. Quale squadra tifi tu, Giovanna? Come? Quale squadra tifi? Non ho capito bene. Quale squadra tifi di calcio? Perché qua mi dicono Forza Milan, io sono milanista. Ah, no, a me non mi interessa di calcio, non ci Forza, attiro molto. Forza Messina allora, Forza Messina. Questo sì. Ciao Carmelo, Carmelo Scera da Gela, ciao Carmelo. In sostanza Giovanni, va Va bene. bene, io. Allora ti saluto, Va mi fa bene. piacere, continua a vedere le mie dirette, le puoi condividere. Se hai un problema, pure in privato mi puoi mettere, diciamo, qualche cosa ti possa aiutare e ti aiuto, capito? Ora dopo ti mando Va domani, bene. però ti mando. Ora ti mando dopo la mia dieta, diciamo quella che ho io, però la fai controllare del dottore, se va bene, se no. Ciao Giuseppe Palmeri, ciao, capito? Ciao Giovanna, buona visione. Capito Giovanni? Tu devi stare attenta. Allora, c'è qualche cretino che mi fa suonare il telefono. Scusami Giovanni, qualche cretino, siccome a solito Ecco. c'è qualcuno che fa suonare il telefono e disturba la diretta, io parlo con la persona, c'è qualche cretino che mentre che faccio la diretta rompe i sacchetti. Allora, Io, io la io rifiuto, c'è qualcuno che rompe le palle, te lo dico, scusami. Allora dico a questa persona di non telefonare perché sono in diretta. Scusami Giovanna, perché fanno perdere la sì, sì, pazienza.
perché telefonano in privato, sanno che sono e fanno suonare la cosa. C'è proprio da impazzire. Allora, io sto spiegando e sto parlando con Giovanna, qualcuno ci mangia in mano, ci mangia in mano. Sto parlando di cose serie. Giovanna ha bisogno un po' d'aiuto, come ho capito, giusto, Giovanna? Mi hai chiesto qualcosa? E appunto io questo. Però io ti dico sempre con lo zenzero di stare attento, andare dal dottore, perché io non sono un dottore, dico vado e che è già capito? Capito Giovanni? Sì, sì, Allora, ho capito. per dimagrire ci vuole una buona dieta. Io ora te la mando quella mia, quella che mi hanno dato a me, la fai controllare al tuo dottore e vedi com'è la situazione, capito? Va bene. Ti voglio bene Giovanna, un abbraccio. Ciao, ciao anche a te. Ciao Giovanni, salutami Ciao. tutta la tua bella. Ciao. Sempre lo solito. Ciao Peppe, Concetta Antonio, ciao mia nipote, niente. C'è Va qualche bene, ok. ancora in diretta Simo Giovanni? Allora, c'è qualcuno, considera che lo zenzero è anche eccitante e quindi consulta il mio, certo, Calogero, ciao Calogero, buona cena, grazie. C'è qualcuno che ci mangia le mani, mi fa suonare un telefono in privato, manco c'è un nome, giustamente se ne a passare piacere. Parlo di cose serie, ho visto che voglio salutare Ricky Paternò, un abbraccio a Ricky Paternò, Federica Lu, ciao Federica, Carmelo, ciao Carmelo. Allora, dopo salutiamo Testa Rossa, come Testa Rossa? Testa Rossa, Giuseppe Infantino, una buona serata e una buona cena. A cavolata, allora, sì, devo io chiedere al medico se prendo o le medicine. Perfetto. Allora, mia moglie oggi è stata invitata, però mi messaggiava perché era stanco che ascolto live quotidiana a Riese di mia nipote. E fatto bene che prima di partire mi ha fatto i polpetti con sugo, polpetti con il sugo. E ora, visto che sono solo, dico, non c'è nessuno, buon pranzo, buona cena e testa rossa. Visto che ero solo, dico, faccio una diretta. Ciao Rudy Giacchetto, faccio una diretta con gli amici, almeno faccio cena con gli amici, almeno salutiamo. Infatti, siete tanti. Allora, dopo voglio salutare Santo Dalù, Carmelo Oliveri, oggi è Tanino Costa, che oggi abbiamo è Ferrigno, Nichi Ferrigno, Nicola Ferrigno, che oggi al bar mi hanno fatto bere un po' di birra in più e non so se oggi parlo bene, stasera o parlo male. Ciao Emanuele. Allora, Giuseppe, Silvana Maglio, ciao Silvana, Paolo Di Sé, ciao cognato, Giuseppe, conosci San Cataldo? Certo che conosco San Cataldo. Ho tanti amici a San Cataldo, salutiamo tanti San Cataldo, tutta San Cataldo che abbiamo, certo che conosco San Cataldo. Villarosa, a San Cataldo e Villarosa ci sono a pochi chilometri. Giuseppe, Emanuele Porpora e ciao Manuel. Signora Lucia, buonasera, buona cena, vediamo che c'è lì. Peppe Gallo, vediamo Peppe. Allora, Carmelo mio nipote, ciao Carmelo, e Gaetano, ciao Gaetano, mio nipote Gaetano, Filippo Lussemburg, Maria Grazia Cagnina, ciao Maria Catena, avvenisti di cogliere e cogliere. Oh Peppe, sono banarica, come ho fatto? E niente, mi hai mangiato 4 polpette coso che sento che era solo che ora mi mangi in compagnia. Visto che solo a casa. ah, sogno solo, bello solarino come un cardellino. Sogno io papagaggio già. Ma dimmi una cosa, ma di Ficoline,
con l'acqua che ci fu, non si rovinano? No, 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 anzi fu buono perché spene, effettivamente ammorbidiscono, se ne scuzzolo obbligato, quello, allora, che le codine che spuntano, si fanno cadere tutte, poi i paletti di nube, dopo spuntate codine a bastardone, appunto, che vengono chiamati un bastardone. Appunto, Capito? quelle che dopo sono, che sono che di genuine e che di buone, pregiate, capito? Ma che Ciao ti sta mangiando Roberto, cose Roberto buone? Turco. Ah? Ti sta mangiando cose buone? Allora, mi mangiai io, l'Eliana mi fece quattro colpetto a coso, che prima casa ne Ah, ha resa, di mia nipote, e ancora non c'era nulla, ancora mi mangio in compagnia con gli oh, amici, diciamo, e ti salutiamo. voleva, ti voleva dire un cambio di Sì. fecolini, a portare qua, che ne vendiamo con un cambio di fecolini. Cennai, ciao Peppe, Velardi, ciao Peppe. Oh, Allora, ogni devo dire, che fecolini ne se una ne parlano a 50, novembre, ora a novembre se ne parlano. Se ogni ne parla a fecolini novembre per ne i fecolini. 50 per te. Ah? Ogni fecolini qua una, ne 1,50 ogni una. Addirittura, allora che io tutti e due mi vigna E bene. ci volesse detto, ci aveva detto che uno ci volesse. Se un cambio te ne porti e te le regalo, ci volesse. I bastardoni sono belli e dolci. Gaetano Barsa mi ha detto i bastardoni Eh, sono belli. Allora, per le magliette, mi è arrivato, in base che io ho fatto la ricerca, mi è arrivato questo tipo di maglietta, che siccome aveva studiato che tutti mi domandano la maglietta che aveva io di qua, però ho visto questa che hanno fatto, che è bellissima. Pure un pensierino, vedete com'è bella. avete. E da lì c'è scritto zenzero e limone, la diretta, diciamo, capotto, da lì c'è scritto come però bello, fatto a cordello. E mi pare una cosa graziosa. Ora, più siamo, più meno costa, ecco, costosa, capotto, questo ti Ma voglio tu dire. vedi quante persone ha uno, ne fai No, ma un ce po'. n'è già richiesta in privato, ce n'è un casino già. E appunto, se sai Ciao soldi Marco, di più ciao soldi Alfredo meglio è. Cannizzaro, ora faccio la Mariella Scelsa. Allora, io dico che c'è una maglietta, aspetta, lo dico pure qua, c'è una maglietta e chi si vuole prenotare mi dia la taglia, che ci piace la maglietta, quella che ho pubblicato del mio profilo, mi date l'adesione se la volete, ma se no niente, va, parliamo in chiaro. Diego Torriciani, ciao, capito? È bellissima. Non è obbligatorio, non è obbligatorio. No, no, ciao, Gianni Angetto con gli obbligatori, però è bella, a me mi piace, capito? No, ma anche a Mi me, piace. avete pure, mi è piaciuto anche a me, è piaciuto. Vabbè, Alessio Televa, ciao Alessio, Roberta Gallo, tua figlia c'è. Ma figlia è in linea No, a volo, Roberta, vedi? però non si deve abusare di mangiare troppo pecorino, altrimenti si attoppa. Vabbè, sì, e una volta ho toppato, ora ho toppato più. No, no, questo è vero, però ora se mangia non attoppa Vabbè, niente. Però certo, ne ancora a mangio due o novembre se tre, ne parla, dopo se ne te racconta a novembre. certo. Oggi pomeriggio è stato Cossanto da Cossanto, con Carmelo Levire, Eh? con Nicola Ferrigno e Tanino Costa. Una berracchiona, una berra vera, io ne vivo, mi avevano ubriacato, non so ora se ha ragione un po', tant'ecchio. Vabbè, ma Che c'è la quello birra che che non la bevo un bicchiere, io ne avevo birra, intanto mi pareva uno che non è male. abituato a bere, uno che non è abituato che No, sì. appunto, dico, però dico, la birra, insomma, a me per quattro bicchieri, Certo. O appunto, tempo come è ora. il tempo. Eh, Buono, oggi caldo ha fatto, perché già ha fatto eh, troppo caldo, caldo per davvero. E ha cominciato ora giornate o caldo. Ciao Michelle, Michelle Arcangeli, ciao Michelle. eh. Ora ho caldo si sta, giorno 9 era per le piscine. A giocare più il giorno 1. No, giorno 9, mo adesso era Peppe cosa? Peppe Macocero già. Ah, io Peppe, avevo visto che questo. poco cosa che c'era il giorno 1 già venuto la quota. Forse Tutto fanno la calcolato. manutenzione, fanno manutenzione. Vabbè. Poi che tutto va bene, al paese, dai. Eh certo, Tanto beh, speriamo, no, no, bene, tranquillo. Io finito di scottolare finalmente le frecodine, me la vai alla tecca, me la vai. le scuzzolave, no? Alla Che si viva vede faccio le frecodine. scuzzolave, non le Ah, cotolave. scozzolare. E Eh. sbagliai, nel caso di sempre, ah, beh, ma tocca poco. Io ho detto, se sbaglio mi correggete. Come o papà Guaitela diceva che tu quando parlava, dice, scusate, dice, quando sbaglio mi correggete. E, Vedi. e pure io quasi, quasi
mi viene una cosa da vedere sta cosa. Vabbè, pazienza, dai, saluto a tutti gli amici, poi sono su Facebook. Ok, Peppe, ci sentiamo Vabbè, allora. Ciao, tu faccio salutami una a buona te e tutta la serata. tua famiglia. Tanti saluti a Ciao. casa. Ah? Tanti saluti a casa a tutti. Sì, 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 certo. Ciao Vabbè, Peppe, ciao. dai, ciao Buona Patrizia. serata, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Allora, qui Catania, in questo momento ci sono 28 gradi, alle 22 e Capura ancora caldo. Ciao Antonio Russo, Antonello Russo, ciao. Allora, quando vedete a Carmelo Scerra che parla, non è un codice da Carmelo, e lui i saluti fa in arabo, perché ne messiamo d'accordo e i saluti ne trasmettiamo in arabo, però lui lo scrive. Per quelli che non capiscono, io lo dico. Mi dice ciao re dello zenzero e me lo ripete sempre. Stefano Baratella, ciao Stefano, mio cugino Franco, ciao Franco. Allora, oggi, stamattina, mentre che scozzolato, un DVD con contraluce, mi mandaste a dirci ciao, ma la contraluce non ti ho visto. Ora ti vedo perché caso mio entra. Ciao mio cugino Franco, Mariella Scelzo, ciao Mariella. Allora, Giuseppe Speciale, un abbraccio a Giuseppe Speciale e tutta la sua famiglia. Giuseppe Malla, ciao Giuseppe Malla. Salutiamo Angelo Maria, ciao Angelo, Mariella, Angelo, Annalisa De Luciano, grandissima amica mia, seguita Annalisa De Luciano, grandissima cantante veramente, seguitela che è bravissima, ha una bellissima voce, veramente di cuore, veramente, seguitela. Dopo, in effetti, salutiamo Salvatore Siciliano, Antonio Zito da Londra, Mimma Guarneri da San Paolo e Angelo Marguglio dal Canada. Salutiamo perché ci tengo che loro effettivamente sono lontani, seguono le mie dirette, mandano tanti saluti. Dopo salutiamo signora Lucia, là c'è Paolo, salutiamo a Paolo Gaetano, ciao Gaetano, un abbraccio a Gaetano, ciao. Salvatore Tiziana Salerno, ciao. Macimuri, com'è? Macimuri, Macimuri. Ma che fra? Parla arabo pronto? Ciao Pietro, Pietro pure io, vi voglio bene. Ciao Pietro, a te e la tua famiglia. Pietro è uno, effettivamente chi non lo conosce è una persona speciale in quanto riguarda delle radio che ci sono in giro per le sparse per la Sicilia. Lui effettivamente è veramente che mi indica delle radio dove io mi mando i link e effettivamente dopo io mi sento la buona musica e trasmetto pure altri, diciamo, amici di Facebook che ascoltano sta musica di queste radio, che Pietro è amatoriale di queste radio. In questo momento mi sono bevuto una bella tisana di zenzero e limone. Io più tardi me la bevo perché ora ho mangiato le polpette e ora me la bevo pruine. Oggi c'è stata qui pure la processione c'è Gaetano, Silvana Granata, ciao Silvana, Francesco, ciao Francesco, io finalmente a sabato con Francesco Costanza. Un saluto Francesco, non ti affrontare, vedete le dirette, ci muri a Villarosa. Ma come scrive ci muri a Villarosa? Boh. Grazie mille per le belle parole, anche tu sei un grande. Insomma, stai pure l'età avanza. Compare Enzo Castellino, ciao compare Enzo. Oggi solo me la stanno. Franco, ora dopo te lo dico in privato. Dai, è proprio in diretta, dopo te lo dico in privato. Morta. Ok, va bene. Allora, quello che voglio dire, effettivamente ho cenato con voi, mi ha fatto veramente piacere. Quello che dico sempre, attenzione per lo zenzero e il limone. Per quanto riguarda la Giovanna,
lo ripeto perché poverina non è una parola di offesa, poverina, vuole dimagrire. Pensava lei che con lo zenzero e il limone si dimagrisce. Allora, aiuta a digerire, aiuta il sistema magari a smaltire velocemente, ma se uno ha patologia diabete che deve controllare, diabete di qua e deve affidarsi al suo medico curante. Ma la tisana non fa male, effettivamente, giustamente lei deve essere controllata dal suo medico. Antonella Cipriano, ciao Antonella, Mauro, ciao Mario. Mario forse era un ex villarosano e dopo se n'è andato, penso che Mauro sarà, che ora è quello di Barrafranco, penso. Ciao Mauro, conferma se sei tu Mauro. Salutiamo a Mauro. Allora, quello che dico io sempre, la nostra bella tisana di zenzero e limone, veramente fa bene alla salute, ma non significa che fa dimagrire, però fa dimagrire se uno mangia puleto, se tutti ne mangiamo i dolci, i pezzi e mangiamo male, ingrassiamo. È inutile che diamo aiuto con lo zenzero. Lo zenzero ti aiuta a smaltire, diciamo, lo stomaco, a resettare il sistema immunitario, ma dobbiamo stare attenti perché zenzero e limone ti fa bene fuori, zenzero e limone fa bene all'umore, zenzero e limone fai bene l'amore. Questa è la situazione. Umberto Tartocchi. Umberto, questa è una persona nuova, speravo che non abbiamo sorpresa. Buonasera. Zenzero e limone. Tutto Ciao, buono. buonasera. Un nome, ciao, come va? Ma siete fresche come rose, giuro. Siamo da Napoli. No, l'ho capito che sei da Napoli, ma siete fresche come le rose, belle, belle sciacquate, belle sciacquate e monnate, bellissima famiglia. Buona serata, forza Napoli, sempre forza Napoli, sempre forza Napoli. Ti sto mandando la richiesta per la bevanda. Mi fa molto piacere, veramente, mi fa piacere. Ok? Perché mio Certo, e ci pretendo, perché mio zio voleva sapere un po' come. Dimmi, no? No? Dimmi. Ho detto mio zio voleva sapere un po' come, capì, come qualcosa con la bevanda. Ma già tu non l'hai presa la bevanda? Lui no, ancora non la deve provare. Sì, ma vedo che avete la panza, la pancia ce l'ha molto gonfia. Ha troppo, deve buttare aria, deve buttare aria. Deve buttare l'aria, Allora, la tisana di zenzero, allora la tisana tu non la sai fare, la tisana, imparalo, tu la fai. Io la faccio a volte. Appunto, dico, imparalo pure a lui come si fa. Io No, mo ha detto che ti manda la richiesta di amicizia. Bravo. Allora, e così tu te la spieghi. In privato dopo gli dico come si fa la bella tisana. Va bene. Sì, ok. Come si chiama lui? Come si chiama? Lino. Lino, stiamo a fare un po' di dieta. Lino, un po' di dieta. Va bene. Capito, Lino? Un saluto a tutta la famiglia. Siete davvero speciali. Ciao. E forza Napoli, forza Napoli. Sempre. Ciao. Ciao. Umberto, ciao Umberto. Un abbraccio. Allora, salutiamo Umberto e Lino deve fare sacrifici per la pancia che ha. Io pure l'avevo la pancia, Carolino, la pancia non ce n'è, prima aveva la panza. Allora, io pancia l'ho smaltita veramente con lo zenzero perché questa è tutta aria che deve buttare. E stiamo attento quando Lino beve la tisana, allontanati da tua moglie se sei sposato. Nei primi giorni avrai dei profitti spettacolari, ma però prima di bere la tisana fai allontanare pure la moglie. Non scherzo. Allora, Angelo Fiorello, si può avere
Adriano Allegra, ciao, si può avere la ricetta della tisana qui in diretta? E allora, la ricetta è facile, fra poco c'è pure quella freddo d'estate. La tisana è facilissima da fare. Allora, prendere una tazza di tè, la fai bollire con una scorza di limone lì dentro, dopo 5 minuti la togli, prendi 20 grammi di zenzero e limone a fettini, la butti lì dentro, ci metti un coperchio, la fai fermentare per 15-20 minuti, lo lasci stare, dopodiché piano piano te la vai sorseggiando. Se ti piace così, te la bevi così. Se no, prendi un po' di miele, prendi un po' di miele e ci metti un po' di miele naturale, però. E tu vedi che hai veramente, però deve fare veramente, allora deve fare una buona pure dieta se vuoi avere dei profitti, diciamo pure per il dimagrimento, per qua e di là. Se volete, chi vuole, come ho mandato tante volte le ricette a centinaia, veramente a centinaia, ho mandato la mia ricetta che uso io. E che posso dire? Posso dire che mi hanno tante ringraziate, magari è stato un miracolo di Dio. Qualcuno è successo che, no, qualcuno, hanno dimagrito come mi aspettavo, perché non è facile eseguire la dieta, lo zenzero tutti i giorni. Le critiche ce l'ho certe volte che uno magari dice sempre zenzero e limone, però non la adottano, allora, e queste persone si trovano male. A me non mi interessa, non mi interessa. Se la vogliono adottare, l'adottano. Io lo zenzero lo bevo sempre, lo zenzero lo bevo sempre e ho dei profitti veramente speciali. Chi vuole la mia bella ricetta, bella, a me me l'hanno dato, me l'ha fatta la dietologa, no, del 2009. Ho seguito sta cosa, ho aggiunto lo zenzero e io ho avuto dei profitti spettacolari. Allora, Lino, non devi fare strada. Allora, vediamo che c'è qua, Salvatore Giuseppe Gallo. Allora, com'è? Allora, non è si può avere una ricetta, non so. Allora, si deve fare strada. Lino, la ricetta della tisana estiva fredda l'ho scritta nel gruppo. Io andatela a vedere, potete fare pure ghiaccioli. Bravo Gaetano, seguita Gaetano, che Gaetano è come se fosse un mio segretario. Lui è Gaetano, mettila del gruppo zenzero e limone, che tutti magari la copiano, è buona. Quella di Gaetano già io l'ho provata. I primi danni dopo quando si vedono? Subito, Angelo. Si vedono subito. La prima settimana tu vedi che alla prima settimana tu avrai delle cose spettacolari. Insomma, tante persone, ciao Angela, tante persone effettivamente l'hanno provata e hanno seguito quello che ho detto passo per passo. E io da profano, dal re dello zenzero chiamato, da profano, ho riuscito a convincere quelle che seguono delle persone che purtroppo oggi si trovano bene. Io effettivamente l'ho fatto come passatempo perché è stato tutto un caso, perché io bevendo una volta la tisana di zenzero voto come facevo le dirette, uno mi chiese, non mi ricordo chi, che ti sta bevendo, zenzero e limone, e dopo ho spiegato perché me lo bevevo. È nata così la mia trasmissione di zenzero e limone. Non c'è che io l'ho fatto, diciamo, a scopo che volevo dire zenzero e limone, che l'ho fatto, magari è nata così, è nato tutto per caso. Veramente, se andate a vedere la mia diretta, era una cosa che io mi mangiavo, facevo una cena e mentre dopo mi ho bevuto la tisana, è nato tutto per un caso. Ciao Calogero Lipani, Patrizio me la puoi mandare pure a me la dieta in privato? Certo che la mando. Però Federica mi devi pure mandare il messaggio che me lo ricordo, siccome i messaggi mi arrivano veramente a centinaia che non li posso nemmeno eseguire, tu mandami, diciamo, la mia messaggio su Messenger, Federica, così me lo ricordo, così me la fai più di una volta, fallo, così magari mi arriva in prima, perché mi arrivano tanti messaggi e mi dovete considerare perché effettivamente che dai la terza media serale. Ma dare il tempo di leggere perché io rispondo quasi a tutti e sono veloce, però
mandatele perché certe volte manda dopo, me ne arrivano un altro 100, quella tua passa l'ultima. Capito? Però Federico non mi dimentico il tuo nome. Vai. Ora vediamo. Me la mandi la ricetta. Angela, pure a te ti manderò la ricetta, non ti preoccupare. Angelo Licata, ciao Angelo. Regina Guida, ciao, bello, grazie, grazie del bello. Ma non so, ma dimmi, bello. Grazie Regina. Giuseppe Gallo, ciao. Ciao Mimma. Allora, Angelo Licata, sera a tutti, ciao Re, grazie. Già te l'ho mandato in privato, non te lo dimenticare. Non me lo dimentico. Stasera vedo che già... Vediamo se stasera già ti arriva. Allora, stasera ti arriva. Dopo con la persona mi diceva che Federica Lu è pure da San Cataldo. Allora, io ho tanti amici di Facebook di San Cataldo in base alle mie dirette. I primi diciamo fans sono Claudio Lipari e Serena Valenti, che le voglio abbracciare, che presto sono giorni avranno e seguiranno il suo matrimonio. Io gli auguro veramente tanta felicità, stanno facendo sicuramente i preparativi per il loro matrimonio. Io sono contento perché sono stati loro a divulgare pure la mia diretta. Quando sono stato a Caltanissetta mi hanno venuto a trovare di un ristorante, si sono spostati da San Cataldo e venire a vedermi. Abbiamo fatto delle foto veramente severamente belle più davvero, e io in questo momento non le vedo in diretta, ma vedranno la replica perché hanno problemi di ADSL e linee, che mi hanno detto che a breve stabiliranno tutti. Ciao Salvatrice Ruiz. Salvatrice Ruiz. Ciao Salvatrice, un abbraccio a tutti veramente, tutti quelli che sono in diretta. Dopo voglio salutare Umberto e Paolo Ruvolo. Ciao Umberto. Dopo Walter Locascio, sono questi che nomino, sono diciamo i fans storici. Storici che ricordo non posso dimenticare, perché effettivamente ogni mattina non si hanno dimenticato veramente dello re dello zenzero. Giusy Romano, grazie, me la mandi pure a me la dieta. Allora, mandatemi diciamo i messaggi, che ora stasera quando stacco, allora io la mando, vi faccio la foto e ve la mando, dai. Ciao Michele Cannerozzo, ciao Michele, salutiamo Michele dalla Germania, salutiamo a tutti. Questo era, voglio dire che era una buona notte, una buona serata. Io ora più tardi mi vado a fare la tisana, dopo aver mangiato sto facendo stemperare diciamo i polpetti che mi aveva mangiato, che sono qua, c'ho piatto. E così dopo ora mi faccio. Ciao Regina, ciao Regina, un abbraccio. Angela ti sta salutando, grazie Angela. Allora, questo ho detto. Ora più tardi mi faccio una bella tisana, ora tra un'oretta me ne scendo giù. Allora, il messaggio privato me la mandi la ricetta e le tisane. Allora, ora piano piano, ora chiudiamo, che vi faccio veramente una buona notte. E mando, diciamo, chi la vuole la ricetta ora, me la mando ora, proprio tanto sogno solo, mia moglie non c'è che è a Riese, che più tardi arriva, ho il tempo di mandare, perché chiude, mi mando questa ricetta, però vi dico sempre di farla controllare ai propri medici, che effettivamente chi può soffrire di diabete, chi può soffrire magari di altre patologie, ci sono prodotti magari che là, perché ci sono però tanti prodotti lunedì, martedì, mercoledì. Se non è questo mangi quello, se no mangi quello. È una dieta bellissima, io l'ho provato, il scalaio, allora da 99 kg, che era quasi 100 kg, ora sono 82-83, in sostanza ho scalato quasi 20 kg e mi trovo bene da 2000 e mi mangio, vi assicuro che mi mangio tutto io, però la dieta me la mangio. Ora mangio 4 polpetti senza pane, proprio 4 polpetti. La dieta si deve usare, ma non che dopo facciamo la dieta che diciamo sempre, cominciamo sempre lunedì.
quando c'è lunedì magari ce ne stiamo male, ma cominciamo ogni lunedì sa comincia, però e ne futtiamo e dopo ne sentiamo male. E dopo ne sentiamo male. Ciao Peppe, salutiamo Peppe Notarrigo, Anna Chierico, Pietro, mi mandi la ricetta della tisana. Allora Pietro, delle zenzere e limone del gruppo ci sono, c'è Gaetano Balsamo che già ha postato tutto, c'è. Se tu la vuoi vedere, là c'è. Allora, io continuo a farla, però la dieta io la faccio tutti i giorni normali. Io mangio ora tutto, magari ora non regolo le prime mesi. Allora, i primi risultati che scalaio 10 kg, tutta una volta, fuori i primi 2 mesi. 2 mesi. Viviva senza il limone la mattina, pomeriggio e sera per digestione. Però io dico, non approfittate. Però mangiavo la cosa, mi faceva la mattina appena mi alzata mi bevevo la tisana, dopo me la bevevo a mezzogiorno e dopo 2 ore dopo cena. Però dico stiamo attenti perché non arriviamo tutto lo stesso corpo. Dobbiamo, perché lo zenzero ti brucia velocemente i grassi, ti fa chiedere di colpo, diciamo puntualmente quanto mangi, significa che quando qualcuno non va, diciamo, non fa il suo dovere, effettivamente se il resto dello stomaco incomincia a ingrassare, se invece quello mangia, lo digerisce velocemente, lo buttino, non accumuli grasso. E mangiando una buona dieta dimagrisci. Ciao Letizia, Letizia allora, Walter Liber, ciao Walter, a già ti salutai caro Walter. Allora ti ho salutato circa un quarto d'ora fa. Gli amici storici come Claudio Valenti e Claudio Lipari, Serena Valenti, Umberto Rugolo, Paolo Rugolo e Walter e altri amici vi ho salutato in primis perché sono amici storici delle mie dirette. Allora, ciao Beniamino, non mi hai dato retta ieri, ti ho telefonato, un bacione, dopo ci sentiamo Beniamino. Così, allora, Gaetano, ricordiamo pure che c'è qualche donna in gravidanza. No? Gaetano, tu sei il responsabile di queste cose. Tu scrivi che buonasera sindaco, magari ti sindaco, per il stipendio di sindaco. Voglio anche la dieta per essere buona. Avrai pure tu la dieta, cara regina Guido. Luca Liborio, ciao Luca Liborio Volturo, salutiamo. Allora, magari ti fa la sindaco, almeno mi piglia il suo stipendio. Allora, questo è. Ciao Betty, Bruno Laudani, ciao Bruno. Un abbraccio, buona la crostatina, buonissima, grazie per la crostatina. Salutami a Tano e a Paola, un bacione. Ciao Paola. Paola è la figlia di Tano Giannotta e Bruno Laudani. Ciao, un abbraccio veramente di cuore. Futuro sindaco, qualcosa sicuramente risolvessimo questa cosa, qualcosa. Veramente ha già, anzi, non voglio parlare. Buonissimo, ti ho detto, è buona la prostatina, è buonissimo. Grazie, bella per davvero. Ho assaggiato il dolce che mi hai fatto. Grazie, buonissimo veramente. Grazie per il dolce. Mi mandano dolce, mi mangiano pietanze all'Erra dello Zenzero. Luca Liborio Volturo, grazie. Mi fa piacere, grazie, sarai servito. Allora, un grande abbraccio da tutti noi. Grazie a te che mi hai mandato il dolce, che tu mi mandi dolce, che tu mi mandi chiedo. Grazie a tutti. Ciao Fabrizio, mi sa che travaglio troppo Fabrizio. Ciao Fabrizio, un abbraccio pure a te. Uno di quelli storici pure Fabrizio, che ha troppi impegni, non lo vedo un bel po'. Un saluto lo mando sempre, caro Fabrizio. Ok, visto e considerato nella situazione, io vi auguro veramente una buona notte, grazie per avermi stato compagnia, perché la buonanotte ve la do, perché ci sono persone che almeno ho visto dei messaggi qui sopra
me la mandi la dieta, ora faccio le foto e la inoltre, vi mando la dieta, quella che effettivamente, quello che diciamo, che me l'hanno richiesta. Te la meriti, sei una stupenda persona, veramente. Grazie, grazie Laurare, ciao Betty, ciao. Ciao, veramente, grazie Betty, il dolce me lo merito. Ma insomma, tu mi dici sono una brava persona, certi mi dicono in privato che mi faccio i cavoli miei, sogno sempre in diretta. Allora, Angelo Licata, Patrizio, sono io, Milano, domani si parte per Trapani, fammi gli auguri per oggi, ho conquistato la terza cintura nera di King Bosch, bravo. Allora, auguri ad Angelo Licata, Villa Rosano, ma lui ora vive a Trapani. Come avete letto tutti, lui ha conquistato la terza cintura nera di Kinky Bonchi Sinchi. Non so se pronuncio buono. Le King Buonasera, auguri, è stato a Milano, ha fatto un combattimento, ma sto sport non lo so che sport è, per ora mi vado a aggiornare su YouTube. Facciamo gli auguri a Angelo Licata. Angelo, se vuoi venire in diretta e spieghi tu questa situazione, che sport è, di chi si pratica. Ciao Dario Cannarozzo, ciao Gaetano Balsamo, auguri a Angelo. Buonanotte a tutti, ciao Walter, buonanotte, Paride Lombardi, ciao Paride, Patrizia Gallo, ciao Patrizia, Angelo Licata, grazie Gaetano. Allora, buonanotte, sei una brava persona, non dare retta, no, tranquillo, io mi faccio a tranquillità, ormai ci sono abituato, di 9 mesi che faccio le dirette, già si sono abituato alle critiche, non mi interessa niente. Sempre chi lo vuole vedere le vede, chi lo vuole vedere è libero e indipendente. Però i risultati li sto dando del mio profano. Grazie anzi a tutti, ringrazio per le visualizzazioni che ci sono, che sono tanti delle mie cose. Grazie a tutti veramente. Pietro Villafranca, ciao Pietro Gaetano Bar. Si pronuncia Kingy Bonking. Bonking. Kingy Bonking. Grazie Gaetano. Ok, penso che Angelo è impegnato, non può venire in linea perché è meglio che spiegava lui questa situazione. Pasquale Valletta, ciao, buona serata. Paolo, ciao Paolo, ti ho salutato già. Paolo e Umberto, un abbraccio veramente a tutti. Francesco dichiara, ciao Francesco, ho sbagliato Gaetano. Ho sbagliato Gaetano. Insomma, Angelo, se vuoi venire e spieghi tu sto sport un momento, due secondi, forse è meglio. Se vuoi venire, ma se no ti lasciamo perché devo mandare agli amici che hanno scritto sta fotocopia che gli farò ora uno scanner e gli manderò sta dieta che ho fatto io. Se va bene, la fanno. Buonanotte. Agatina Inserilli, ciao Agatina. Allora, io dico sempre, effettivamente, giustamente chi vuole la mia ricetta, diciamo, lo dice in privato, mentre che ora la manda uno, la inoltro a più persone. Così la provate e vedete la situazione com'è. Se vedete, ho visto, a me mi è risultato, a centinaia di persone, dei messaggi che mi arrivano, è il risultato. Quello che voglio dire, bevete sempre zenzero e limone. Se il limone e zenzero non vi va, che magari avete patologie che è eccitante, qua abbiamo sempre a disposizione l'addauro. L'addauro ha pure i cose di proprietà, perché l'addauro si dava ai bambini per digerire, ora non si usa, ora ci donano ai bambini, non ci danno più l'addauro, ci donano i melingon, perché i melingon sono le goccettine per digerire, per caricare, perché devono ricavare soldi.
Ok Peppe, buonanotte, saluta la tua bella famiglia. Allora, ora i picceretti sentivo dire che c'è un negozio di scambio da Dauro, quando avevano i colicchetti per digerire, i bambini quando bevono latte hanno difficoltà a digerire. Ora penso che non faccio errore, se ci sono i milinchini, milingoni, non so come dire. Prima si ci dava la Dauro, mia mamma mi ha dato a me da piccolo, quando lo diceva sempre. Quando avevo il merrione di stomaco mi dava la Davolo, digerivo, ora non si usa più, ma ora io dico di usarla perché è una pianta naturale per digestione, per digerire e magari perdete peso, perché è una cosa miracolosa, pure come lo zenzero e il limone. Angelo era per la pronuncia quella mia, perché scrivendo, allora lui, Gaetano ha scritto per la pronuncia come io, perché io nel mio fare come scrivo, leggo, capito? L'inglese io non lo so. Fabio Chetti Viola, ciao. Scendo a trovare il re e ci facciamo un bel zenzero. Allora, quando dici tu, Angelo, ci vediamo, vero, che ne facciamo vero zenzero. Ciao Claudio Fratandù, ciao Claudio. Graziella Mindi, ciao Graziella. Ok, mi dispiace chiudere, Fabio Chetti Viola, buonasera, re dello zenzero, grazie. Allora, devo chiudere perché devo montare sta ricetta, ho preso questo impegno. Vi auguro a tutti una buona notte. L'unica cosa che io dico, salutiamo e facciamo, ma almeno condividete i video. I soliti, io ho visto che sono sempre 10-12 persone che condividono le dirette, però vabbè, a me non mi interessa, ma almeno se una cosa piace, un condividete i cazzate che le caccio su Facebook, condividete cose naturali. Scusate la parola che ho detto, puntino, io di solito, ciao Claudio, io di solito non dico parole, ma stavolta magari mi scappa, scusate. Ok, Federica, salute, buonanotte a tutti, un abbraccio a tutti. Ora vado, vi mando ciao Mariella, buonanotte, salutami Angelo, buonanotte veramente. Aspetta che faccio questa cosa. Batti le mani, schiocchia le dita, zenzero e limone per tutta la vita. Se zenzero e limone non ti va bene, prendi la Tauro che ti va bene. E con l'occasione salutiamo Erika Cipriano, quella che ha fatto questa canzoncina che è dall'inizio mi ha fatto questa canzone. Salutiamo Erika Cipriano. Mariella, buonanotte. Allora, caro re dello zenzero, fai gli auguri a mio compare Valerio Berrettello. Facciamo auguri. Prima di chiudere facciamo gli auguri, perché stava chiudendo. Ciao Francesco Adolù. Allora, Michele Lamento, ciao Michele. Allora, un momento che facciamo gli auguri, Claudio, facciamo gli auguri a tuo compare Valerio Berritella. Non c'è la musica, se me lo dicevi prima, Claudio, ci metteva la musichetta, ma niente, ormai ci siamo abituati a farla, a cantarla tante volte. Allora, a parte di Claudio Fratandù, facciamo gli auguri al compare Valerio e facciamo così. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Valerio, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Valerio. Tanti auguri a te, il re dello zenzero ti augura un felice auguri di compleanno e del tuo amico compare Claudio Fratandù. Ciao, auguri veramente. Auguri veramente. Filippo Martire, ciao Filippo. Buonanotte Angelo, Fabio Chiativiola, il re dello zenzero, per stasera hai finito con la Doretta? Sì, circa un'oretta che siamo in linea. Giuseppe Lavalle, ciao Giuseppe, siete venuti troppo in ritardo perché ho un impegno di mandare delle ricette. Giuseppe Fiori di Monte, ciao Fiori di Monte, ciao Peppe, buona serata veramente a tutti, un piacere a me. Io
potesse fare la diretta 24 ore per 24. Purtroppo pure io sono un essere umano, non sono un robot, mi devo pure andare a riposare perché stamattina fino a mezzogiorno ho scuzzolato le fico d'India. Mi sono messo un po' a letto, però naturalmente ora ho fatto la diretta perché ci sono state molte richieste di saluti di qua di là. Salutiamo da Gela, tutta Gela, intanto salutiamo Carmelo Scerra. Allora, tempo perché con la rifai? Dopo perché non la rifai? Grazie Claudio. Caro Fabio, non la rifai. Ora, no, è una diretta, dopo è stressante. Ciao Santo Porpora, amico mio, Rosario Fazzi, ciao. Qua tutti gli amici stanno comparendo. Lavoro pure io. Campagna con mio padre, andiamo a pupare. Sì, certo Giuseppe, certo. Come non pupare, come non pupare, andiamo a non pupare. Franco Raciti, ciao Franco, Gaetano Paolo, si può fare se la trovo, la metto nel gruppo, la richiesta. Sì, Gaetano, vedi, mi fai questo favore, metti la ricetta quella a caldo e la ricetta quella a freddo. Pure quella con la granita pure, zenzero con la granita. È buonissima, zenzero con la granita. Io l'ho assaggiata a Palermo. Ho trovato la granita zenzero con la granita. Ciao Stefano, Pitti. Buona serata Simona Bruno, ciao Simona. Ciao amico, buona serata, grazie. Buonanotte Simona Bruno, ciao. No. Aspetta, allora, vediamo perché ci sono tanti messaggi. Aspetta che lo vado a rileggere. Ogni paese ha la sua usanza. Dillo in italiano così te lo dico in villarosano come diciamo. Io pure siciliano, so. Effettivamente in popare non lo so. Forse ogni paese ha la sua usanza di dirlo. Aspetto, come si dice, che devo mandare queste ricette. Vado a mandare ora le ricette agli amici un momento. Allora, mentre che sono un po' libero, che però dico una cosa, vediamo quanto. Allora, dico una cosa in presente: chi condivide questo video a sorteggio ha la maglia del re dello zenzero a sorteggio. Chi condivide si fa un'estrazione, questa è una cosa, e vedete che condivide. Allora, chi condivide questa diretta avrà veramente una maglia in regalo del re dello zenzero a sorteggio. Ok, ci vediamo dopo. Dai, io ho detto chi condivide avrà la maglia, quella che io ho postato sul mio coso, il regalo del re dello zenzero. Un abbraccio, una buonanotte a tutti. Salutiamo tutti i gruppi che sostengono il re dello zenzero, i gruppi facendo il re zenzero al limone, eppure che ho visto che condividono il coso, diciamo, la diretta dei vari gruppi. Salutiamo effettivamente tutti i gruppi che ci sono. Un abbraccio. Sì, intanto condividete. Ciao Carmen Cannaroccia, intanto condividete e vediamo, dopo ci sarà il sorteggio. Veramente, io quando prometto le cose, promesse di fave e fave furghe che hanno venuto a prendere. Addirittura c'ho fave prenotate, questo è un congelatore. Queste sono fave, allora le vedete queste fave? Queste sono fave che ho promesso a quelle del Belgio, gli amici del Belgio. Sono congelate. C'è scrocchiolaio e quando verranno, quando io do la promessa, la mantengo.
Vabbè, io te la mando a maglietta, ma la spedizione te la paghi tu. Vabbè, dopo vediamo. Te la mando in Germania. Dai, un abbraccio veramente a tutti, un abbraccio veramente. Ciao a tutti, buonanotte.